E allora, primo giorno di Arriva Veneto a Chioggia, per quanto riguarda l'entrata del nuovo gestore della linea 80, l'assessore Stecco da questa mattina presto ha seguito con attenzione le varie fasi di questi primi passi, insomma. Sì, infatti questa mattina insieme al consigliere Padoan siamo andati in Piazzale Europa per verificare come procedeva l'avvio del nuovo servizio con la nuova compagnia. Inizialmente, da quello che abbiamo visto noi, sembrava tutto tranquillo, nel senso che arrivavano le corriere, le persone salivano senza difficoltà, un po' di lamentele sugli orari, però sembrava tutto fosse lineare. Dopo un giro di mezz'ora abbiamo ricevuto i primi messaggi, le prime forti lamentele, soprattutto la corsa delle 4:40, dove ci hanno riferito che già quando è arrivata a Borgo San Giovanni la corriera era già piena e quindi le persone da Borgo San Giovanni verso Chioggia hanno fatto fatica a trovare posto e quindi sono rimaste in piedi. Oltre a un ritardo negli orari, che a Valli è arrivata con un quarto d'ora di ritardo e che questo ritardo nell'arco delle ore si sta facendo sempre più pressante. E quindi diciamo che c'è questa difficoltà. La maggior parte delle lamentele che ho ricevuto comunque riguarda l'orario, nel senso che spostare di 10 minuti fa la differenza, perché partire da Chioggia e arrivare a Venezia con 10 minuti di ritardo può far saltare tutti gli altri servizi, come dalla CTV, dall'ospedale alla Fincantieri, ma questo l'avevamo già detto in commissione e speravamo che l'azienda avesse recepito questa richiesta. L'ha recepita in parte, ma speriamo che nel corso delle prossime giornate, soprattutto dopo l'incontro che faremo martedì in comune con Città Metropolitana, Arriva Veneto e insieme ai consiglieri, andremo a chiedere di revisionare ulteriormente questi orari regolarmente. C'è anche il problema di Via Naccari, perché c'è la deroga per il Terrazzino, perché infatti tanti non lo sapevano e sono andati alla fermata quella della tomba, non c'era, e più anche scusa interrompo l'assessore, non hanno ancora messo sulle fermate gli orari questo è un altro bell'handicap, insomma. Sì, su Via Naccari adesso gli uffici stanno verificando se c'è la possibilità o meno di cambiare questo limite. Per quanto riguarda il mancato avviso, qui non compete alla comune amministrazione, ma all'azienda. Noi abbiamo dato una risposta all'azienda e se poi dopo l'azienda non ha messo un avviso alla fermata dicendo che è momentaneamente sospesa e partenza dal Campo Marconi. Sì, ma non era un richiamo dell'amministrazione, era per ricordare che è uno dei vari punti L'altra osservazione che abbiamo notato è la difficoltà di questi mezzi nel fare la rotonda di Campo Marconi, che al primo colpo non riescono, devono fare un po' di manovre. Quindi vediamo poi nell'arco della giornata, con il traffico più massiccio, se questo può comportare dei disguidi, dei problemi. Grazie assessore. Grazie a voi, arrivederci.